Qui Parlamento. Benvenuti su Radio Libertà, ospite con noi a Qui Parlamento, l'onorevole Laura Cavandoli, benvenuta. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ecco, recentemente è stato approvato la proposta di legge sul denominata conto corrente. Visto che comunque si tratta di un argomento complicato, in parole semplici, in che cosa consiste e perché c'era la necessità di prevedere questo intervento legislativo? A me piace chiamarla diritto al conto corrente. È evidente che è una materia un po' tecnica, però tutti noi siamo praticamente obbligati ad avere un conto corrente. Anche i lavoratori stagionali, i lavoratori saltuari devono avere lo stipendio accreditato sul conto corrente, quindi dobbiamo pagare le tasse con il conto corrente. Ormai il pagamento tracciabile impone a tutti di avere un conto corrente. Cosa succede? Cosa è successo? Ci sono delle banche che in base alle caratteristiche, diciamo il cosiddetto merito creditorio, oppure insomma per altri motivi che non sono sempre, diciamo così, chiari, non aprono il conto corrente o addirittura, ciò è molto peggio, chiudono il conto corrente anche se, diciamo, con un saldo positivo al loro cliente, al titolare del conto. Questo è una problematica che si è verificata e di cui abbiamo traccia di alcune persone che si sono rivolte al Dipartimento Economia del gruppo Lega, che ci hanno detto che proprio per sopravvenute situazioni che la banca ha ritenuto diciamo importanti tanto da recedere dal conto corrente, la banca ha fatto un assegno circolare, lo ha consegnato al cliente e così ha estinto il rapporto di conto corrente. Il cliente si è trovato quindi con un assegno circolare, quindi con dei soldi suoi, che però nessun'altra banca poteva dargli, perché comunque sia doveva aprire un conto corrente per poter versare i suoi soldi. Questa è una delle problematiche che ha spinto il senatore Siri nella scorsa legislatura a impostare una proposta di legge che modificasse il codice del consumo dicendo che le banche e anche ovviamente Poste Italiane che si occupa di quando si occupa di fare il servizio bancario non potessero recedere dal conto corrente se non per motivazioni legate all'antiriciclaggio o comunque per motivi di antiterrorismo. Questa norma è diventata anche una proposta di legge del professor Bagnai in questa legislatura e quindi ci sono la doppia normativa. Il diritto ad aprire un conto corrente, per cui chi chiede un conto corrente deve avere entro 48 ore la risposta da parte delle banche se questo conto corrente non viene aperto, una motivazione concreta. Quindi di fatto se non sono le esigenze antiriciclaggio, antiterrorismo, il conto corrente deve essere aperto, per cui una persona mantiene il cosiddetto diritto al conto corrente. Se questo non avviene, quindi ci devono essere delle motivazioni e queste chiaramente andranno poi indagate, ma soprattutto quando si ha in essere, si ha in corso un rapporto di conto corrente, la banca non può arbitrariamente recedere. Questo ci tengo a dirlo perché noi della Lega siamo sempre stati un po' come voi, a favore della libertà. Voi siete Radio Libertà e noi siamo sempre stati a favore della libertà. E la libertà più grande dal punto di vista, diciamo, economico è la libertà di utilizzare i contanti. Purtroppo le normative comunitarie che hanno messo tanti obblighi di tracciabilità che servono sia ai fini antiriciclaggio, antiterrorismo, insomma anche di contrasto all'attività mafiosa. E questo chiaramente si va a ripercuotere nel limitare la nostra libertà, ma non possiamo fare in modo che questa libertà sia compressa così tanto anche da non poter permettere di utilizzare i propri soldi. Quindi questa normativa è una normativa che va a favore di tutti i consumatori, di tutti i cittadini, di tutti quelli che
hanno un conto corrente che ormai diciamo è pressoché necessario per tutti, non va ad intaccare quello che noi della Lega abbiamo sempre detto, cioè che il contante è segnale di libertà e le limitazioni al contante devono essere minime, anche perché siamo in Europa quelli che hanno le limitazioni, diciamo, più compresse, e quindi però insomma almeno che sia possibile nel contemperamento dell'utilizzo del proprio denaro, che sia possibile quindi utilizzare il conto corrente senza avere queste risposte spesso diciamo abbastanza diciamo pretestuose a volte da parte della banca che insomma coglie l'occasione per chiudere un conto corrente, visto che il codice, del consumo le dava questa possibilità. Ora, alla Camera abbiamo approvato una normativa che non glielo permette più. La normativa quindi non è ancora legge, ci tengo a dirlo, passa al Senato e, noi ci auguriamo tutti che nei primi mesi di settembre, ottobre dell'autunno questo possa effettivamente diventare legge anche con l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Come hai citato prima, una delle critiche che magari è stato mosso a questo provvedimento è il fatto di intaccare troppo la libertà di impresa dalla parte delle banche soprattutto. Secondo te, vedendo anche un po' come è andato il voto alla Camera, al Senato potrebbe esserci un'approvazione maggiore, nel senso che magari qualche gruppo parlamentare o qualche gruppo del Senato dell'opposizione potrebbe votare favorevolmente. No, ma alla Camera è andata Oppure- all'unanimità, eh? Ecco, quindi questo è Abbiamo anche un avuto, mi altro sembra, 3 o aspetto. 4 astensioni, insomma, ma pochi, veramente pochi, per cui Quindi, effettivamente è difficile anche per l'opposizione opporsi a questa normativa, per quello certo. che siamo Quindi molto. questo è anche comunque un altro aspetto da sottolineare, perché comunque nonostante qualche critica, alla fine la Camera, essendo passata all'unanimità, si spera che anche al Senato passi altrettanto, no? Non ci sono pericoli in questo senso. Diciamo che abbiamo solo avuto degli emendamenti, insomma, diciamo un po' giusto per, si dice interlocutoria, ecco, nel senso, giusto per dire che ci sono da parte del Movimento 5 Stelle, che però io come parlando con la capogruppo in commissione glielo dico sempre, non potete votare contro questo provvedimento, cioè è nelle vostre corde, così come in quelle di qualunque parlamentare che siede in quest'aula. Quindi devo dire che da questo punto di vista c'è stata quell'apertura diciamo mentale e politica che per le battaglie giuste e contiamo sì che anche il Senato si possa procedere in questa direzione. Ci sono altri provvedimenti simili a questo che verranno discussi oppure, diciamo, si ferma qui un po' il tutto, al di là del voto del Senato che ci sarà? No, allora ci sono alcuni provvedimenti che, sono voluti sia da maggioranza che da opposizione. C'è quello appunto tra l'altro doveva essere calendarizzato in questi giorni per uno sconto sull'IMU per i residenti esteri. Alcune norme interpretative, io stessa ne ho presentata una, che vanno a focalizzare l'ambito d'applicazione delle normative fiscali e quando si chiarifica è chiaro che siamo tutti d'accordo. Cosa succede? Noi siamo pieni in questo momento, specialmente di diciamo pausa ferragostiana, perché noi staremo in aula almeno fino al 7 di agosto, forse l'8, forse il 6, non sappiamo. Comunque siamo un po' ingolfati di decreti legge. Ma poi il problema più grosso sono le risorse, perché per fare una norma che effettivamente necessita di una copertura economica molto importante, è evidente che non basta l'accordo di tutto il Parlamento, ma bisogna anche individuare le risorse, che queste risorse possano essere effettivamente utilizzate per quello scopo. Quindi è un problema di Ragioneria Generale dello Stato che non sempre riusciamo a risolvere. Però devo dire che i passaggi in commissione servono proprio per questo, per valutare qual è tanto la portata della proposta di legge e poi se c'è un interesse diffuso a questa proposta di legge e la valutazione della stessa da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Va bene, allora grazie a Laura Cavandoli per il lavoro che fa la Camera, che svolge la Camera, grazie per il suo intervento e ci ritroviamo anche qui su Radio Libertà con i prossimi programmi. Grazie a voi. Qui Parlamento.